progetto LIFE Pollination è un progetto che prevede di affrontare il tema del declino degli impollinatori e delle api attraverso l'incremento delle fioriture campestri, in buona sostanza. Quindi si tratta di un progetto pluriennale, un progetto finanziato dalla Unione Europea, che vede come leader l'Università di Venezia, Ca' Foscari, e come partner noi di Veneto Agricoltura, la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Caldogno nel Vicentino, il CAV, concessionario Autovie Venete, e il gruppo Ecor Natura Sì. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ci sono molti altri enti sostenitori esterni, tra cui il Comune di Carceri, il Comune di San Bellino, il Comune di Palmanova in Friuli e molti altri che ancora ovviamente non posso ricordare in questo momento, ma insomma è un progetto molto ampio, molto partecipato. La cosa interessante di questo progetto è che questo declino degli impollinatori vede proprio come causa principale la mancanza di fioriture campestri, la mancanza di habitat per questi insetti, e il progetto si prefigge proprio di andare ad affrontare questo tema, questo problema, con una serie di interventi pilota dimostrativi: inserimento di siepi campestri, trasformazione di seminativi in prati da fieno ricchi di specie, bordure ricche di fiori selvatici. Attenzione, stiamo parlando di piante autoctone, quindi sempre di fioriture selvatiche e non di piante da giardino. Un progetto molto complesso che prevede anche azioni sul mercato, quindi la valorizzazione di prodotti, ad esempio prodotti caseari o miele, ottenuti proprio grazie alla presenza di ecosistemi ricchi di fiori, ricchi di specie. E il coinvolgimento degli enti regionali ha come obiettivo il garantire che anche nelle prossime misure di sostegno, ad esempio nel prossimo PSR, vi sia un'attenzione particolare a interventi che favoriscano gli impollinatori, proprio attraverso la creazione di habitat campestri, rurali, adatti ad ospitarli.